Buon pomeriggio a tutti, dunque dallo stadio di Via del Mare. Il primo round, lo ricordiamo, ha premiato il Venezia che si è imposto per 1-0 in casa contro il Lecce. Venezia tra l'altro molto attento e spigliato per tutta la partita, ma oggi al Lecce basterà vincere per schizzare in finale, vincere con qualsiasi punteggio. Dentro o fuori, 90 minuti sicuramente palpitanti, una gara che si preannuncia apertissima perché i salentini, meglio piazzati, lo ricordiamo, al termine della stagione regolare hanno il vantaggio del fattore campo, ma il Venezia gioca bene. Quella lagunare infatti è una delle formazioni che in assoluto ha proposto durante tutto il campionato il calcio migliore. Ancora Lecce, siamo all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Pettinari, bella la combinazione, attenzione alla conclusione però debolissima stavolta di Nikolov. Questa era veramente una buona opportunità perché quella bella triangolazione all'interno dell'area di rigore tra Henderson e lo stesso Nikolov in posizione regolare, ma ha calciato debolmente il 16 del Lecce. A quel punto Maenpa, l'estremo difensore del Venezia, ha ringraziato perché il pallone è arrivato veramente lento dalle sue parti, lo ha bloccato. Dunque pericolo scampato per il Venezia di prima intenzione. Attenzione a questo tentativo, c'è Henderson con il mancino, la conclusione di Henderson, il rimpallo, la traversa, clamoroso. Lecce vicinissimo al vantaggio con la conclusione prima di Henderson che con il pallone che è carambolato su un avversario. A quel punto c'è stato l'intervento di un altro giocatore del Venezia con il petto, tentativo, insomma era stato Molinaro che naturalmente in maniera involontaria aveva colpito il pallone che invece praticamente ha timbrato la traversa, e poi c'è stato l'abbraccio veramente liberatorio tra lo stesso Molinaro e Maenpa perché il Venezia ha corso un rischio altissimo. Dunque la traversa colpita naturalmente sarebbe stato un autogol perché il pallone è carambolato come detto sul petto di Molinaro e poi è andato a timbrare la traversa con Maenpa battuto. Comunque una limpida opportunità soprattutto per Henderson che aveva praticamente la porta quasi spalancata con il sinistro, ha calciato in diagonale ma in maniera non molto. Attenzione poi a Pettinari, la conclusione di Pettinari con il destro, pallone che sfiora stavolta l'incrocio dei pali, è un Lecce un Lecce in crescita, un Lecce che ha dato per ben 2 volte nel giro di 2 minuti vicinissimo al vantaggio. Prima come detto con Molinaro che con il petto ha mandato il pallone sulla traversa nella sua porta, adesso con Pettinari che con il destro ha guardato il portiere, l'attaccante delle Lecce, ha cercato l'angolo più lontano ma il pallone è uscito veramente di pochissimi centimetri. Che paura stavolta per Maenpa, l'estremo difensore del Venezia. Togordò, maglia numero 4, parabola a rientrare del centrocampista del Venezia. Attenzione alla conclusione del numero 32 Ceccaroni, pallone che dovrebbe aver colpito addirittura il palo. Ancora Ceccaroni di prima intenzione, il rasoterra del difensore del Venezia, pallone che viene respinto. Poi ci sono stavolta le proteste del Venezia che vorrebbero l'intervento del direttore di gara, vorrebbero un calcio di rigore per l'intervento falloso di un giocatore del Lecce. L'arbitro dice però che è tutto regolare. C'è tantissima attenzione, adesso c'è l'arbitro che ferma il gioco. Comunque Venezia pericolosissimo perché il pallone è schizzato sul palo, sul calcio d'angolo è battuto da Tagordò, dunque pericolo anche per il Lecce. C'è stata appunto forse una deviazione addirittura dello stesso Massimo Coda, naturalmente decisione involontaria, ma il pallone sta di fatto che è carambolato sul palo. Forse c'è un check perché l'arbitro dice che si può aspettare per battere il calcio di punizione, c'è il VAR che si sta consultando. Intanto saranno 3 i minuti di recupero per quanto riguarda questo primo tempo. C'è stato un intervento molto dubbio insomma ai danni del numero 30 Svoboda. Attenzione perché l'arbitro va al VAR. Sì. Dunque VAR per qua è la prima volta in questa partita che l'arbitro è stato chiamato al VAR per l'intervento di Cristian Maggio, intervento dubbio ai danni del difensore del Venezia Svoboda. Dunque vedremo quale sarà la decisione del direttore di gara. Momenti di gara veramente importantissimi, siamo sullo 0-0 tra Lecce e Venezia, siamo nel primo dei 3 minuti di recupero. Attenzione al direttore di gara, calcio di rigore dunque per il Venezia quando siamo al
46esimo minuto. È stato punito dunque con il tiro dagli 11 metri l'intervento di Cristian Maggio proprio ai danni di Svoboda. Dunque dopo l'intervento del VAR di Maresca, l'arbitro è andato a rivedere quanto successo all'interno dell'area di rigore e ha comandato il tiro dal dischetto in favore della formazione ospite. Dunque momento delicatissimo della partita, siamo al 47esimo minuto, si giocherà fino al 48esimo. Intanto il capitano Lucioni sta parlando con lo stesso Irrati, ma ormai non si torna indietro. Calcio di rigore in favore del Venezia, c'è già Aramu pronto sul dischetto, dunque Aramu contro Gabriel, calcerà naturalmente con il sinistro il giocatore maglia numero 10, il fantasista della formazione allenata da Paolo Zanetti. Pallone in mano per quanto riguarda adesso Aramu, naturalmente come detto attimi di grande tensione. C'è anche il portiere Gabriel che adesso è a bordo campo per, se abbiamo capito bene, per cambiare addirittura i guanti. Momento delicatissimo come detto, perché il Venezia sta per battere un calcio di rigore. Siamo sullo 0-0 tra Lecce e Venezia e ricordiamo anche che la squadra lagunare ha vinto la partita di andata per 1-0. È tutto pronto o quasi, adesso c'è soltanto da aspettare che Gabriel, l'estremo difensore salentino brasiliano, si posizioni sulla linea di porta, mentre Aramu è pronto a battere con il sinistro. Rincorsa brevissima da parte del giocatore maglia numero 10, le raccomandazioni come sempre dell'arbitro Irrati al portiere delle Lecce Gabriel. Adesso si controlla che tutto sia regolare, si muove sulla linea di porta il fischio del direttore gara. La conclusione di Aramu e la palla in rete, si sblocca dunque la situazione al Via del Mare, si sblocca nel terzo minuto di recupero del primo tempo. Lecce 0, Venezia 1, il gol su calcio di rigore di Aramu, e questa è una rete pesantissima perché lo ricordiamo ancora, il Venezia si è imposto anche nella partita di andata per 1-0. Naturalmente tutti a sommergere, tutti a festeggiare il giocatore maglia numero 10 del Venezia, Aramu, che ha calciato benissimo praticamente il calcio di rigore, rincorsa brevissima con il mancino, pallone nell'angolo basso alla destra del portiere che nemmeno ha avuto il tempo di muoversi, dunque impietrito praticamente Gabriel. Henderson, siamo sulla sinistra, il cross di Henderson, attenzione all'indirizzo di Coda, non è finita perché Lecce attacca ancora Coda, siamo all'interno dell'area di rigore, il tentativo di Coda, il doppio tentativo, attenzione c'è la parata, la grandissima parata di Maempa che salva il risultato al 50esimo minuto sul sinistro di Massimo Coda. L'estremo difensore del Venezia si è disteso sulla sua sinistra e in qualche modo è riuscito a mandare il pallone in calcio d'angolo e bancò sul pallone tutto il Lecce praticamente schierato ai 16 metri. La conclusione direttamente in porta, pallone che termina sul fondo, non ci sono state deviazioni ma pericolo per Maempa. La conclusione è da circa 27-28 metri con il destro dello stesso Mancosu, pallone che ha girato in pratica la barriera ma è terminato sul fondo a pochissimi centimetri dal palo di sinistra della porta difesa dal portiere finlandese Maempa. Cross già effettuato con il guanto, smanaccia Maempa, recupera il pallone però Coda, ancora un tentativo, il colpo di testa, attenzione perché c'è il pareggio del Lecce, attenzione siamo al 20esimo minuto e c'è il pareggio del Lecce sugli sviluppi dunque di un calcio d'angolo. La rete è preziosissima per quanto riguarda la formazione salentina perché c'è stato il controcross praticamente a un certo punto dopo il calcio d'angolo, il controcross di Coda, il tentativo di testa del numero 17 Maier, poi l'ultimo tocco dovrebbe essere stato di Pettinari, dunque il gol di Stefano Pettinari al 20esimo minuto che ristabilisce la parità di un importante confronto. Adesso siamo al 21esimo minuto allo stadio di Via del Mare, Lecce 1, Venezia 1. A questo punto con un altro gol il Lecce conquisterebbe la finalissima 1-1. Henderson dalla bandierina, attenzione la mischia, la conclusione sotto rete ancora di un giocatore del Lecce, di Dermacu per la precisione, pallone però che si impenna e termina sul fondo. Ancora un rischio dunque per il Venezia, ma sarà sicuramente così fino alla fine perché il Lecce naturalmente non ci sta e proverà in tutti i modi, giocherà tutte le carte per vincere
vincere questa partita. Ennesimo tentativo di Maggio, lato corto dell'area di rigore, il cross di prima intenzione di Maggio, pallone che si impenna, ci sono 3 giocatori in maglia bianca e c'è un calcio di rigore. Attenzione, c'è un calcio di rigore per il Lecce al 34esimo minuto. C'è stato un fallo di mano, un tocco con il braccio sulla conclusione di un giocatore del Lecce. L'arbitro era ben piazzato sulla conclusione dello stesso Maggio. Il pallone è andato a battere contro il braccio di Malè, che era piazzato per la verità a distanza abbastanza ravvicinata, ma l'arbitro era piazzato al limite dei 16 metri, ha indicato subito il dischetto del rigore. Attenzione, momento importantissimo della partita, siamo al 35esimo minuto, siamo sul punteggio di 1-1 tra Lecce e Venezia. Dice chiaramente braccio l'arbitro Irrati quando i giocatori del Venezia vanno a protestare, ha fatto cenno chiaramente che il giocatore ha toccato con il braccio, dunque c'è un calcio di rigore in favore della formazione di casa e questo è un momento delicatissimo della partita perché siamo sull'1-1 e ricordiamo che il Lecce deve assolutamente vincere per conquistare la finale che vale la finale playoff. Siamo al 35esimo minuto, il fischio del direttore di gara e c'è il pallone calciato da Mancosu che termina sul fondo. Attenzione, incredibile errore dello stesso Mancosu, dal dischetto ha calciato con il destro il giocatore maglia numero 8 delle Lecce, il pallone però che si è impennato e è terminato sul fondo alto sopra la traversa, dunque occasione sprecata dalla formazione di casa. Siamo al 36esimo minuto, non cambia la situazione, Lecce 1 Venezia 1, l'amarezza, anche la rabbia se vogliamo di Eugenio Corini, ma Mancosu ha sbagliato un calcio di rigore. 1-1 Taxidis, ancora Mancosu, ancora Taxidis, lato corto dell'area di rigore, il cross rasoterra pericolosissimo di Taxidis che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessun giocatore in maglia giallorossa del Lecce riesca in qualche modo a intervenire, ma che paura stavolta per Niki Maempa, l'estremo difensore del Venezia. Brividi reali dunque per la difesa del Venezia sul cross proveniente dalla sinistra, ma ancora un pallone scaramentato a campanile all'interno dell'area di rigore del Venezia e poi c'è lo stesso Desi che di testa mette il pallone in calcio d'angolo, già battuto. Attenzione, un altro cross, attenzione alla carambola, poi c'è l'intervento provvidenziale a 1 metro dalla linea bianca del portiere Maempa che blocca il pallone, ma un altro potenziale pericolo per la difesa del Venezia su un altro cross, pallone che è carambolato prima addosso a Paganini, poi il tocco di un giocatore del Venezia, alla fine pallone che è arrivato tranquillamente tra le braccia di Maempa che adesso con tutta calma, perché siamo al 49esimo minuto, prova a rinviare, dicono di accelerare naturalmente i giocatori del Lecce, ma è sempre così naturalmente durante le partite di calcio quando siamo negli ultimissimi secondi di una gara fondamentale per la conquista della finalissima playoff di Serie B, finalissima che poi varrà la terza promozione in Serie A. Il cronometro segna 48:40 nel corso del secondo tempo, Lecce 1 Venezia 1, dunque finale veramente tesissimo, palpitante, elettrizzante, con il Venezia per la verità in possesso di palla, soltanto un giro di Lancetti al termine della partita, mentre il Lecce batterà un calcio di punizione, forse uno degli ultimissimi assalti della squadra allenata da Corini che sta pareggiando questa partita. Ricordiamo che deve assolutamente vincere invece per conquistare appunto la finale. La posizione irregolare, dunque pallone che deve essere arretrato, 49:20, grandissima attenzione anche da parte del direttore di gara, pallone attenzione all'altezza del disco del rigore, la conclusione di coda, ancora Paganini sul pallone, la deviazione, ma ci sarà una rimessa dal fondo preziosissima per il Venezia, dunque pericolo ancora una volta sulla conclusione di Massimo Coda, ma ci sarà la rimessa dal fondo che verrà effettuata naturalmente con grandissima calma dallo stesso estremo difensore della formazione veneta, Niki
Maenpa, il 36enne portiere finlandese. Soltanto 10 secondi al 50°. Ricordiamo che erano stati 5 i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Il rinvio lungo, pallone che scavalca la linea centrale del campo. Eccolo qua, sarà questo sicuramente l'ultimissimo assalto, con la difesa del Venezia che in qualche modo riesce a controllare e ad allontanare il pallone lontano. Adesso se ne incarica Malea, ancora una proiezione offensiva della formazione di Zanetti fino all'ultimo, naturalmente con grande coraggio e lucidità sta controllando questa partita, ma arrivano i tre fischi di Irrati. C'è la festa, la grandissima festa del Venezia che conquista la finalissima per la promozione in Serie A, e c'è la delusione, la rabbia della Lecce che non è riuscito a vincere questa fondamentale partita ed ha sbagliato anche un calcio di rigore con il giocatore più rappresentativo, con Mancosu, che ha gettato alle ortiche, lo ricordiamo, a metà del secondo tempo un tiro dal dischetto. E allora soltanto il finale dallo stadio di Via del Mare: Lecce 1, Venezia 1. Ricordiamo i marcatori: al 48° del primo tempo Mattia Aramu porta in vantaggio il Venezia su calcio di rigore, un fallo di Maggio su Svoboda. Poi al 20° del secondo tempo il pareggio di Pettinari, che però non è servito per agguantare la finalissima. In finale dunque ci andrà il Venezia di Paolo Zanetti, e stasera alle 20:45, tra pochissimo, tra meno di 10 minuti, l'altra semifinale tra Monza e Cittadella. È tutto dallo stadio di Via del Mare: Lecce 1, Venezia 1.